È martedì 12 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, con Emanuela, come sempre, ogni mattina andremo a vedere i quotidiani, non solo quelli regionali ma anche quelli nazionali. Intanto c'è la cronaca, in apertura la notizia di un'operazione della Guardia di Finanza di Catania che ha scoperto un sistema di impiego di manodopera in nero e anche una frode fiscale. 15 le misure cautelari, beni sequestrati per 8 milioni di euro. I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone in un'inchiesta della Procura con 29 indagati su un presunto sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera e di frode fiscale tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. I provvedimenti cautelari prevedono il carcere per 2 degli indagati, gli arresti domiciliari per gli altri 4 e una misura interdittiva per i restanti 9. I reati ipotizzati sono a vario titolo associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione dei redditi infedele, fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Il provvedimento cautelare del GIP di Catania, emesso su richiesta della Procura, dispone anche il sequestro di 28 società e di beni a disponibilità finanziaria per oltre 8,2 milioni di euro. Impegnati 120 militari della Guardia di Finanza del Comando di Catania, impegnati a Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani. E adesso parliamo dell'emergenza meteo, una situazione davvero complicata a Catania a causa delle piogge degli ultimi giorni. Nella giornata di ieri, in particolare nella serata di ieri, nel quartiere di Acquicella Porto, l'acqua ha superato il livello delle portiere delle auto ed è entrata nelle case. Esonda il torrente, decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, le scuole, lo ricordiamo, oggi saranno chiuse a Catania, ma in molti dei comuni che vanno, diciamo, nella costa ionica da Messina fino a Catania. Sentiamo il servizio. Questa è la situazione di via Acquicella Porto a Catania. L'acqua ha raggiunto le portiere delle autovetture, ma non solo. I pianterreni sono allagati. Il maltempo continua a flagellare soprattutto la Sicilia orientale per l'allerta rossa proclamata dalla Protezione Civile. Un'emergenza che ha portato a chiudere le scuole a Catania, a Messina, ad Agrigento e in decine di altri comuni. L'ANAS raccomanda prudenza nelle autostrade A20 e A18. Situazione critica a Ginostra con strade ricoperte di fango e detriti, così come a Stromboli. Allagamenti a Giarre, Mascari, a Cireale, Mister Bianco, a Catania, a San Giovanni Licuti, residenti impossibilitati a rientrare a casa per l'acqua alta. In questo video la squadra dei sommozzatori fornisce in via Salvatore Quasimodo assistenza ai tecnici della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso. Alcuni guasti alla rete elettrica hanno lasciato al buio lunghi tratti della circonvallazione. I sindaci dei comuni interessati dall'allerta rossa raccomandano di evitare gli spostamenti. E adesso andiamo da Emanuela proprio sull'emergenza meteo, sulla questa, diciamo, allerta. Allora, vediamo sulla Sicilia di oggi quello che è accaduto ieri a Catania e provincia, strade colabrodo. Dopo la pioggia sarà peggio in gran parte della città, automobilisti e pedoni costretti a fare i conti con buche e rattoppi pure sui marciapiedi. Petralia, assessore alle manutenzioni, dice: cerchiamo di fare il possibile ma le ristrettezze del bilancio non ci aiutano. Il Comune sta elaborando un progetto che sarà completato entro l'anno per poi essere finanziato. Questo è uno degli aspetti del maltempo, già le strade sono in condizioni, diciamo, molto al limite della percorribilità, però con il brutto tempo c'è stato un incremento appunto di queste voragini e di queste buche, ma intanto vediamo il maltempo, gli allagamenti e le incertezze. Ieri preallerta nel caos, ricordiamo che a Catania non sono state chiuse le scuole nella giornata di ieri mattina, perché certo. Poi nel pomeriggio è arrivata un'ordinanza del sindaco che ha chiuso per appunto gli istituti scolastici. E a differenza però di tanti altri comuni che in maniera precauzionale già dalla sera prima avevano diramato appunto l'ordinanza per la chiusura degli istituti scolastici. Quindi circa 60 interventi dei vigili del fuoco, piove dentro le scuole e pure alle ciminiere, questo a Catania. E poi la zona sud che è stata particolarmente colpita
ancora una volta in ginocchio dopo le precipitazioni, idrovore in azione al villaggio Goretti, ma tanti disagi anche nella zona industriale. Il comune invita alla prudenza. Nella zona industriale chiusi gli accessi a ST Microelectronics, Dusty e Bic Sicilia. L'assessore Porto dice stiamo lavorando, e qui vediamo un idrovore in azione al villaggio di Santa Maria Goretti, completamente allagato, e poi qui altre immagini appunto della zona sud della città. Vediamo appunto l'acqua altissima per le strade, ma danni e problemi anche nel Messinese, soprattutto, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, ancora una volta nelle Olie a Stromboli. Stromboli ancora ferita dalla pioggia. Gli abitanti di Ginostra che hanno paura, dicono si rischia la vita. Terrore nel borgo dell'isola, dove fango e detriti ancora una volta si sono riversati sulle strade, sulle abitazioni, su anche le attività ristorative, e un lungo blackout. Ecco, qui si aggrava il dissesto idrogeologico sull'isola di Stromboli. Isola di Stromboli che ancora paga le conseguenze dell'incendio che è avvenuto nel 2022 durante le riprese di una fiction sulla protezione civile. Dall'incendio del 2022 vediamo in quest'altro articolo: ai ritardi burocratici, 2 anni al rallentatore, oltre 24 mesi per dare il primo via libera alla fase progettuale degli interventi. Dicevamo, da questo incendio, purtroppo venendo a mancare ettari e ettari di macchia mediterranea, purtroppo ad ogni pioggia l'isola e le abitazioni appunto di Stromboli sono soggette ad essere appunto travolte dall'acqua, ma soprattutto dal fango. Ma vediamo la situazione di oggi. Allerta rossa, lo vediamo in questa cartina che è stata diramata ieri dal Dipartimento regionale di protezione civile. In rosso la provincia di Catania, oggi allerta rossa appunto, quindi le piogge più intense si dovrebbero verificare proprio in quest'area, arancione nel resto dell'isola. La zona ionica appunto sempre a rischio, la protezione civile prevede che ci siano anche raffiche di vento, quindi a peggiorare la situazione. Nel resto della Sicilia, dicevamo, invece allerta arancione. Si spera per gli invasi, perché ricordiamo che intanto la Sicilia continua a soffrire per la crisi idrica, che a quanto pare non è stata ancora risolta neanche da queste piogge, che comunque si sono concentrate più sulla catanese, non sul resto delle province che appunto sono più danneggiate da questa crisi idrica. Intanto oggi le scuole appunto sono chiuse. Grazie, fra poco di nuovo da Emanuela, di nuovo la cronaca, la morte di Larima, la quindicenne trovata senza vita a Piazza Armerina dopo una lite a scuola. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia. Una foto scattata a una festa pochi giorni prima di morire. Eccola Larima sorridente accanto al suo fidanzato, l'ultima foto insieme. E lui a pubblicarla sul suo profilo Instagram insieme ad un messaggio in cui sembra alludere a episodi di bullismo. Nessuna colpa per questa tragedia, scrive, ma almeno spero che chi si sente superiore ad altre ragazzine più deboli abbia capito la gravità delle azioni e delle parole. Il ragazzo, che frequenta il liceo in un altro paese, potrebbe aver condiviso il travaglio sofferto negli ultimi tempi dalla quindicenne trovata impiccata martedì scorso a Piazza Armerina dopo una lite a scuola, alcuni di insulti e chat dal tenore offensivo, e c'è chi parla di video intimi diffusi in rete. Anche lui, insieme agli amici della studentessa, è stato sentito dal procuratore del Tribunale dei Minori, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio e che al nostro TG ha lanciato un appello. Il mio appello è consistito nel fatto di invitare i giovani a farsi avanti nel caso in cui conoscano qualche particolare che ci possa essere d'aiuto nelle indagini. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia. Solo dopo, fa sapere Milena Ruffini, avvocato della famiglia Annaloro, valuteremo se fare denuncia e quale ipotesi di reato ipotizzare. Il legale ha voluto evidenziare alcune lacune sulle ultime ore e sugli ultimi giorni della ragazza. Adesso, dice, chiediamo di rispettare il dolore e la privacy di questa famiglia, che da subito non ha creduto all'ipotesi del suicidio. Andiamo di nuovo da Emanuela. Sì, vediamo sulla Sicilia di oggi. Larimar non era bullizzata, era un raggio di sole che
brillava. La famiglia con il legale di fiducia aspettiamo l'autopsia e poi decideremo se presentare la denuncia autopsia che verrà effettuata domani e poi vediamo ancora sulla Gazzetta del Sud suicidio della ragazza, autopsia decisiva, l'appello della famiglia e della preside, aiutateci a fare chiarezza, che poi è lo stesso appello che abbiamo sentito ha fatto anche la procura dei minori, il procuratore che sta appunto indagando per istigazione al suicidio. Ma ti faccio vedere anche, andiamo sul Corriere della Sera di oggi, perché ovviamente tutti i quotidiani ancora trattano, si occupano di questo caso. Oggi il Corriere della Sera propone una intervista ad un'amica del cuore della ragazza. A scuola dice nessuna lite, foto Osè, non ne so nulla, però lei ha raccontato che dopo l'intervallo era turbata. Loro l'hanno chiamata Cecilia con questo nome di fantasia e dice appunto che non ne sa nulla di questa lite furibonda di cui si vocifera che appunto Lari avrebbe avuto con un'altra ragazzina della scuola. E dice ma no, non c'è stato nessun litigio, assolutamente no, io non c'ero, ma ho chiesto a tutti e tutti mi hanno giurato che non ci sono stati né spintoni né qualcuno che ha alzato le mani. Non so chi si sia inventato questa cosa che non è vera. E poi però lei aggiunge: la cosa vera invece è che l'hanno vista, e lo raccontano tutti, che Lari dopo la ricreazione era turbata, ma conoscendola io mai avrei creduto che ci fosse qualcosa che potesse spingerla ad uccidersi. Quindi, tra l'altro questa ragazza dice anche che non ne sapeva nulla di queste presunte foto Osè che stavano circolando, che potevano essere anche il motivo per cui lei era arrivata a questo gesto estremo. Quindi questo è l'articolo appunto di oggi del Corriere. Adesso siamo a Catania, si è insediato ieri il nuovo procuratore Francesco Curcio, subentra a Carmelo Zuccaro, criminalità, violenza domestica e immigrazione tra le priorità. Vi auguro a tutti buon lavoro, grazie. È il primo giorno di quello che considera l'incarico più importante della sua vita e Francesco Curcio, neoprocuratore di Catania, lo intende svolgere ascoltando e confrontandosi con gli altri per conoscere una città in chiaroscuro. Ricca di fermenti, ricca di forze positive, come è stato evidenziato da tutti, ma con ovviamente i problemi che conosciamo tutti, che io devo approfondire e devo conoscere nei prossimi mesi. Nessuno nasce imparato, si dice. Gli ultimi ostacoli al suo trasferimento da Potenza sono stati rimossi dopo che i procuratori aggiunti Francesco Puleio e Sebastiano Ardita hanno ritirato il ricorso che chiedeva la sospensione della sua nomina. Fra le priorità, il neoprocuratore mette al primo posto la criminalità organizzata che veste sempre più i colletti bianchi, le violenze domestiche, l'uso spregiudicato degli strumenti finanziari e i temi dell'immigrazione. Catania è una delle migliori procure d'Europa, non d'Italia, su questo fronte, e quindi dobbiamo incrementare questa attività, visto che ci sono delle professionalità che ci invidiano all'estero, insomma. Quindi un cenno anche allo scontro in atto tra magistratura e governo. io ho detto quello che andava detto, cioè che ognuno deve fare quello che gli spetta. A noi ci spetta interpretare le leggi che hanno una loro gerarchia. C'è la Costituzione, ci sono i trattati internazionali, ci sono le leggi dello Stato, ci sono le leggi regionali e noi dobbiamo mettere insieme questo puzzle. Francesco Curcio subentra a Carmelo Zuccaro, che è procuratore generale del distretto. Emanuele, allora torniamo ai quotidiani regionali, all'insediamento del procuratore di Catania. Sì, nella pagina di Catania della Sicilia leggiamo procura, comincia all'era Curcio, ieri a Palazzo di Giustizia la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore capo, arrivo in una delle migliori strutture d'Europa, ha detto, lo scontro toga e politica, ognuno deve fare quello che gli spetta, queste le parole del nuovo procuratore. Vediamo anche su Repubblica Palermo,
Palermo, Curcio, nuovo procuratore, dopo la lunga attesa, ricordiamo, no ai magistrati solisti. Ieri mattina ha preso possesso dell'ufficio, ma sulla sua nomina ricordiamo che pende il ricorso presentato al TAR da altri 2 candidati alla carica, e qui l'insediamento, appunto, il neoprocuratore stringe la mano all'ex facente funzioni Sant'Onofrito. E adesso invece andiamo alla questione migranti, ai trattenimenti, diciamo così, perché il Tribunale di Roma ieri ha deciso di non decidere e a questo punto ha rinviato tutto ai giudici europei. Ma sentiamo il servizio. Si apre un nuovo fronte di scontro fra magistratura e governo sul decreto migranti e sugli accordi con l'Albania. Stavolta però il Tribunale di Roma decide di non decidere e chiama in causa l'UE. La sezione immigrazione ha infatti rimesso il caso alla Corte di Giustizia europea, ma sospendendo contemporaneamente il provvedimento di convalida del trattenimento in attesa del pronunciamento. La decisione riguarda 7 migranti egiziani e bengalesi che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Allo scadere dei termini di convalida, dunque, i 7 migranti dovranno lasciare quel paese. Dovranno forse tornare in Italia, ma saranno liberi di muoversi. Di fatto si tratta di uno stratagemma per evitare lo scontro diretto con il governo, ma ottenere comunque il rilascio, visto che, scrive la sezione migranti del Tribunale Capitolino, nell'attesa dei tempi della Corte si sospende il presente giudizio di convalida del fermo, restando validi gli effetti del trattenimento provvisorio disposto dall'amministrazione per legge. Insomma, il Tribunale non si pronuncia e i migranti resteranno trattenuti fino alla scadenza dei termini, una scadenza che arriverà comunque sicuramente prima del pronunciamento europeo e dunque dovranno comunque essere rilasciati. Emanuela, ricominciamo la lettura dei quotidiani, immagino proprio da questa vicenda. È una delle notizie del giorno, naturalmente. Allora andiamo a vedere per esempio sulla Gazzetta del Sud, la troviamo qui, migranti in Albania, altro stop dai giudici, stavolta il Tribunale di Roma, in 7 dovranno rientrare in Italia, sospesi i trattenimenti in attesa che si pronunci appunto la Corte di Giustizia europea. Vediamo anche le altre notizie in prima pagina. I vertici quasi nuovi di ATM, le nomine del sindaco di Messina, presidenza a Carla Grillo, già consigliera dell'azienda trasporti. Completano il CDA Carbone e poi Cannavò. Il maltempo lo vediamo appunto nel taglio centrale con la foto della Sicilia di oggi. In rosso abbiamo visto la provincia di Catania, arancione quasi tutte le province, la zona tirrenica invece soprattutto del Messinese è allerta gialla. E poi vediamo altre notizie siciliane, il ponte sullo stretto, le procedure ambientali e le polemiche. A Messina la gambizzazione del giovane di 20 anni avvenuta a maggio, il padre del 17enne è stato condannato a 12 anni. L'uomo di 54 anni, finito ai domiciliari, era intervenuto armato di pistola per difendere il figlio minorenne, anche lui arrestato dalla mobile. E poi cambiamo quotidiano, Angelo, vediamo anche le altre prime pagine. Repubblica Palermo che apre oggi con la campagna vaccinale che a quanto pare è un flop perché le fiale sono già tutte esaurite, la protesta dei medici di famiglia contro l'ASP di Palermo che promette di correre ai ripari, e l'antidoto monoclonale contro la bronchiolite dei neonati non è mai stato invece distribuito. Poi i progetti del PNRR, in cantiere ci sono 85 mense nell'isola che è maglia nera, ricordiamo, per dispersione scolastica. E poi il caso, questa notizia, si torna a parlare ancora di Matteo Messina Denaro, la nipote avvocato di Messina Denaro adesso lavora al Ministero dell'Istruzione, scrive oggi Repubblica Palermo. Ancora il processo del foro italico, dello stupro al foro italico, quel basta urlato dalla vittima al centro dell'appello, e poi l'analisi, una ragazza 2 volte vittima nel processo, come spesso accade in queste storie di abusi sessuali. E poi si torna a parlare dello scandalo dei fondi, dei contributi, soprattutto nel settore della cultura e del turismo, i contributi lampo al turismo nella regione, però dei ritardi. Andiamo a vedere turismo, i contributi lampo ai clienti
clientes, ma per i fornitori ci sono ritardi di un anno. L'assessorato del sistema Uteri in questi giorni distribuisce fondi per eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi. Nel frattempo però la Regione ha accumulato mancati pagamenti per altri settori per quasi 1,5 miliardi di euro, quindi fornitori, come dire, un po' attaccati al palo aspettando questi soldi dalla Regione, mentre in altri settori, come abbiamo visto, i fondi vengono elargiti in maniera anche abbastanza veloce e semplice. Poi vediamo anche il Giornale di Sicilia. Lo spettro Parentopoli all'Ars ha uno snodo. Il concorso avviato 1 anno e mezzo fa, il grillino di Paola presiede la commissione, trasparenza massima, prevista altre prove, 3.000 istanze, solo 53 vengono preselezionati. A contendersi 21 posti alla regione di coadiutore da 140.000 euro annui, anche congiunti di politici e burocrati, candidati eletti e non, militanti di partito. Ancora vediamo la rivolta dei teatri. L'assessore Amata dice fondi in arrivo entro febbraio, i primi finanziamenti per gli spettacoli in base al FURS. E poi si parla di alluvione, ma dell'alluvione del 2020 che aveva colpito Palermo. Contrordine, il comune adesso invece deve pagare 30.000 euro a una donna che era rimasta intrappolata in auto. Oggi, come abbiamo visto, prosegue l'ondata di maltempo, allerta rossa nella Sicilia orientale, arancione nel capoluogo siciliano. E poi anche qui i migranti, pure altri 7, devono tornare dall'Albania. La prima pagina della Sicilia, Italia-Albania, andata e ritorno. Nodo migranti, anche la seconda ondata farà rientro in Puglia dal centro di Giader. La decisione nelle mani adesso di Bruxelles. E poi alta tensione. Oggi questa è l'apertura della Sicilia, i pannelli fotovoltaici invadono i campi, SOS dalla piana di Catania, intervista al Nobel Rubbia, ripensare al nucleare sicuro anche in Sicilia. La polemica, commissione Ponte, Bonelli di AVS accusa nomine in area Fratelli d'Italia. E poi restiamo nel taglio centrale, allerta meteo, la fascia ionica, oggi in zona rossa e con le piogge si guarda agli invasi. Un'ultima notizia, lotta al caro voli, da Schifani altri fondi, ma l'algoritmo ha già fatto i prezzi. Pensa, si arriva credo sino a Pasqua per quello che per le notizie che si hanno. Grazie Emanuela. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la polizia stradale del compartimento della Sicilia orientale. In collegamento c'è il vicequestore, il dottore Angelo Tancredi, dalla Polstrada di Ragusa, questa mattina collegato. Buongiorno. Buongiorno a voi, a tutti i telespettatori collegati. Come avete già ampiamente evidenziato, persiste questa allerta meteo su tutta la Sicilia orientale. In particolare nella provincia di Catania, che c'è un'allerta rossa e chiaramente dovuta a abbondanti piogge e anche a forte vento. E si raccomanda quindi innanzitutto la massima prudenza da parte degli utenti della strada nel percorrere la rete viaria, sia autostradale e sia la viabilità ordinaria, anche perché in alcuni punti le piogge abbondanti hanno invaso parzialmente la sede stradale. E quindi si raccomanda di tenere una velocità assolutamente moderata e adeguata a quelle che sono proprio le circostanze di sicurezza della viabilità stradale. Per quanto concerne la Sicilia orientale, cerchiamo di sintetizzare un po' la situazione. Innanzitutto vorrei notiziare che non ci sono situazioni di emergenza legate a infortunistica stradale o ad altre situazioni che destano preoccupazioni. Per quanto concerne l'autostrada A20 e Messina-Palermo, quindi si precisa che tra gli svincoli di Patti e Prolo, dalle ore 22 alle ore 6, in direzione Palermo, ci sarà la chiusura del traffico veicolare. Per gli altri orari non ci saranno alcuni problemi legati alla circolazione stradale.
Sempre traffico sulla tangenziale di Catania direzione Siracusa, mentre invece per quanto concerne la SS 121 Catania-Paternò direzione Catania si segnalano dei forti rallentamenti. E nessun discorso di problema alla sicurezza della circolazione su tutte le altre restanti reti di collegamento. E vorrei solo evidenziare in questa settimana la particolare attenzione della Polizia Stradale verso i mezzi pesanti o i mezzi che trasportano passeggeri. Questo rientra in una campagna a livello europeo denominata Road Paul Truck and Bus, e quindi significa che la Polizia Stradale sarà particolarmente concentrata a verificare a livello documentale i mezzi pesanti, gli autobus, lo stato di condizione psicofisica dei conducenti, e quindi particolare attenzione soprattutto per gli autisti professionali per quanto concerne l'abuso di alcol, perché chiaramente per loro la tolleranza è zero. Per il resto ringrazio, saluto tutti i telespettatori, la direzione, e arrivederci alla prossima. Grazie al dottore Angelo Tancredi, che è il vicequestore della Polla Strada, il compartimento della Sicilia orientale, ci parlava questa mattina da Ragusa. Vediamo brevemente anche il traffico sul nodo, diciamo sul Tondo Eugenia a Catania. Come vedete oggi scuole chiuse e quindi la viabilità è decisamente molto più snella, non ci sono assolutamente ingorghi, non ci sono rallentamenti, il cielo non promette certamente bene, si aspetta la pioggia. Ci fermiamo, fra poco torniamo di nuovo insieme, stavolta per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Rieccoci di nuovo in studio, adesso di nuovo rassegna stampa con Emanuela Corsi, le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Dicevamo, nuovo stop dei giudici per quanto riguarda questi trasferimenti di migranti in Albania. Stop che arriva dopo, ricordiamo, il decreto Paesi Sicuri, quindi migranti, lo stop dei giudici. Dopo Catania anche il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento in Albania. L'ira di Salvini. Meloni poi che attacca la sinistra per quanto riguarda gli scontri di Bologna e i sindacati, frasi senza precedenti. Bonaccini del PD, il governo sbaglia sul corteo, appunto, chieda scusa, e poi il prefetto, manifestazione, il sindaco Lepore era informato. Questo per quanto riguarda appunto le polemiche e gli scontri che sono avvenuti appunto con la polizia, ricordiamo, con i manifestanti. Vediamo le altre notizie. Piazza Fontana, l'addio a Licia Rognini, la vedova di Pinelli, l'anarchico che morì dopo un interrogatorio per la strage di Piazza Fontana. Lui cadde dal quarto piano della questura di Milano nel 1969. Lei aveva 96 anni, una vita per cercare appunto giustizia e la verità sulla morte del marito. E poi vediamo per quanto riguarda il fronte della guerra in Ucraina, Mosca bombarda anche le dighe e dice non ci fermiamo. Trump Junior intanto contro Zelensky. Nel taglio centrale la foto di oggi è dedicata, questi sono i genitori di Giulia Tramontano, quindi è dedicata al delitto di Giulia, perché il 25 novembre arriverà la sentenza. Ieri l'ultima udienza dove la PM ha chiesto l'ergastolo per Impagnatiello, appunto il compagno di questa ragazza nonché padre del bambino che portava in grembo. Andiamo a vedere all'interno qualche notizia. Intanto lo stop sull'Albania, tornano i 7 migranti che erano stati trasferiti, no dai magistrati romani. Salvini e Tajani dicono è inaccettabile. Il Viminale si costituirà davanti alla Corte europea.
Andiamo a vedere le tappe di quello che è accaduto fino ad oggi. Il primo trasferimento, ricordiamo, è avvenuto il 18 di ottobre, quando il Tribunale di Roma non ha convalidato però il trattenimento di questi 12 migranti che provenivano da Egitto e Bangladesh, che erano stati soccorsi in mare. In tutto erano 15 quelli che erano stati portati in Albania in base agli accordi. Per i giudici però venivano da paesi non sicuri. A fine ottobre il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il caso invece di un richiedente asilo per stabilire se vada disapplicato o meno il decreto Paesi sicuri, che è stato varato poi dal governo il 21 di ottobre con una lista di 19 stati considerati a rischio. Dopo questo decreto arriva lo stop invece dal Tribunale di Palermo e di Catania, che annullano i trattenimenti disposti su migranti in base ai decreti appunto Paesi sicuri e Cutro, perché come nel caso appunto del Tribunale di Catania, secondo i giudici Egitto e Bangladesh non sono riconosciuti come paesi sicuri. L'Egitto è un paese dove si applica la pena di morte e dove tra l'altro c'è il numero delle esecuzioni più alto in assoluto, quindi secondo i giudici appunto rimandare in patria questi migranti poteva essere pericoloso. Proprio in opposizione al decreto Cutro, già nell'ottobre 2023 il Tribunale di Catania aveva detto no a un trattenimento, scatenando le critiche del centrodestra. Se ricorderai, Angelo, lo scorso anno già c'era stata una polemica. A fine settembre scorso il Viminale ha deciso però di rinunciare a questo ricorso. E poi oggi si chiede appunto sul Corriere come si determina se un paese non è sicuro. È un caso soltanto italiano. Vediamo anche le altre notizie. Dicevamo per la cronaca l'omicidio di Giulia Tramontano è un viaggio nell'orrore. Chiesto il carcere a vita per Alessandro Impagnatiello. L'accusa è stato lucido e freddo, la difesa invece lo definisce un uomo fragile. La sostituta procuratrice ha detto: Giulia ha firmato la propria condanna a morte quando ha comunicato all'imputato che aspettava un bambino. E così ha fatto l'ultima mossa, cioè quella di sbarazzarsi non solo della compagna, sappiamo anche in maniera atroce. Lui ha tentato anche di avvelenarla, di avvelenare anche il bambino per farla abortire, e poi alla fine il tragico epilogo con questa giovane che era al 7° mese di gravidanza. E poi naturalmente il dolore della famiglia Tramontano. Ieri in aula le lacrime della madre e quella carezza alla PM. Mi sento annientata, queste le parole appunto della donna. Vediamo la Repubblica, anche qui l'apertura dedicata allo stop ai trasferimenti in Albania. Il Tribunale di Roma sospende il trattenimento nel centro di Gjader, ricorso alla Corte europea sui paesi sicuri. I 7 richiedenti asilo sono ripartiti subito per l'Italia, verranno trasferiti, come dicevamo, nella Cara in Puglia. L'ira del governo contro i giudici. Andiamo avanti. E ancora Meloni che attacca il sindaco di Bologna: se sono fascista non chieda aiuto. Vediamo la foto invece dedicata appunto alla vedova Pinelli, una vita per la verità, dicevamo si è spenta ieri a 95 anni. E poi per quanto riguarda invece l'America, dopo le elezioni che hanno sancito la vittoria di Trump affida le deportazioni al falco Oman. Il gabinetto Trump sarà un nido di falchi, almeno a giudicare dalle prime nomine di rilievo annunciate ieri dal presidente eletto. Un trio di fedelissimi spregiudicati e spietati, scrive oggi Repubblica. All'interno, a proposito di Trump, la guerra in Ucraina, il mistero di questa telefonata con Trump, perché era stata data la notizia di Trump che si era sentito con Putin per quanto riguarda appunto la guerra, ma Putin la nega perché è in imbarazzo. Il Cremlino smentisce il contatto e dice pura fiction. Il portavoce del tycoon no comment, ma Reuters conferma. Il Washington Post: i russi non vogliono ammettere di aver ricevuto una avvertenza
avvertimento sulla fine dell'escalation. Diciamo che Trump, fin da prima della sua elezione, comunque parlava di tregua, di pace. Lui dice no alle guerre in generale, che comunque la sua mission, una appunto dei punti del suo mandato sarà proprio quello di far terminare le guerre. Però c'è questo giallo appunto su questa telefonata con Putin che il Cremlino, come abbiamo visto, smentisce. Ma intanto Donald Jr., quindi il figlio di Trump, sui social dice ancora 38 giorni per il presidente ucraino, paghetta finita. Quindi post contro Zelensky da parte del figlio di Trump. Zelensky sarà rimosso, Mosca sfrutta l'attimo per destabilizzare Kiev. Grazie Emanuela. A te. Più avanti ci ritroveremo dunque con te per altre notizie dai quotidiani. Adesso vediamo le previsioni meteo e dopo il primo degli ospiti di questa mattina. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per martedì, quando il nord-ovest vedrà un nocciolo di aria fredda dal nord Europa con nuvole, piogge e anche di fiocchi di neve oltre i 1300 metri di quota. Instabilità anche a sud, in particolar modo proprio sulla Sicilia, giornata dinamica con nuvole a tratti minacciose, piogge, rovesci e temporali, fenomeni anche intensi sulla Sicilia orientale. Clima ventoso con mare Ionio mosso, temperature massime mediamente tra i 18 e i 20 gradi, minime anche sotto i 15 gradi. Per quanto riguarda la tendenza per la giornata successiva di mercoledì, non ci saranno particolari variazioni del tempo, quindi ancora questa fase con un minimo di bassa pressione in quota, tanta variabilità e di tanto in tanto piovaschi o rovesci non esclusi. Le temperature anche per la giornata di mercoledì non subiranno grandi variazioni, quindi valori tra i 17 e i 21 gradi di giorno mediamente. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Desiree, non dire di che si tratta, Tutti i giorni su Antenna Sicilia e Telecolor. Non lo diciamo. Ma che non diciamo di che si tratta? Che non si vede di che si tratta. Io che Se ci vado non dicevi appresso, così non ragazzi, l'avrebbero capito. non si vede. Non lo dire. Allora, siamo di nuovo insieme, il primo degli ospiti di questa mattina. Buongiorno al dottore Luigi Pasotti. Buongiorno. Buongiorno. Il dirigente dell'unità operativa del SIAS. Allora, prima di addentrarci sulle vicende dei cambiamenti climatici, grande attualità chiaramente oggi è questa allerta rossa per quanto riguarda la Sicilia, diciamo, orientale, la parte ionica della Sicilia orientale, quella che va da Messina sino a Catania in modo particolare. È una situazione certamente di difficoltà. Ormai da qualche giorno, da diversi giorni, piove in maniera abbondante e insistente. Qual è la fotografia sua? Qual è in questo momento? Lei è un esperto meteo anche, quindi... Sì, in questo momento in una situazione di grande incertezza, va detto dal punto di vista modellistico, sì, abbiamo ancora davanti una giornata in cui saranno possibili fenomeni piuttosto intensi. Va detto che sono previsti comunque meno continui, meno persistenti di quelli che sono stati nei 2 giorni precedenti, quindi oggi persiste questa possibilità di eventi anche molto intensi, anche se appunto ci attendiamo, in questo momento c'è una decisa pausa, sta piovendo ma in modo non particolarmente intenso sulla Sicilia occidentale. Sarà una giornata da seguire con l'occhio soprattutto al radar, perché questi sistemi temporaleschi sono in grado di svilupparsi, provengono soprattutto dal mare, di svilupparsi anche nel giro di pochissime ore con una prevedibilità sulla localizzazione che è piuttosto bassa. Ecco, comunque la cosa che non possiamo mancare di osservare è come in quest'area della Sicilia orientale praticamente nel giro di un mese è piovuto in alcune zone quanto era piovuto nei 12 mesi precedenti. Ci sono aree vicino a Giarre, ecco, nella zona di Giarre, dove nel giro di un mese sono caduti quasi 700 mm, appunto più di quello che era accaduto a partire
dal mese di novembre dell'anno scorso, quindi veramente una concentrazione di piogge veramente molto legata anche alla situazione delle temperature del mare, che purtroppo però ha riguardato soprattutto il versante ionico, soprattutto le aree che non sono aree di ricarica degli invasi, per cui purtroppo continua per adesso la situazione di siccità, ecco, di mancanza di riserve, proprio perché queste piogge sono cadute non dove sarebbero servite di più, ecco, per ripristinare le riserve. Oggi abbiamo qualche possibilità maggiore di piogge anche nelle aree interne, ecco, speriamo che arrivi un contributo a superare questo momento molto difficile. Dottore Pasotti, allora lei in qualche modo mi ha anticipato per quello che riguardava chiaramente la soluzione della crisi idrica, che evidentemente, per quello che ci sta dicendo, ancora è molto lontana, almeno sì, per questo. Appunto, sì. Sì, appunto, noi ci troviamo in questa situazione in cui piove, è piovuto poco finora nelle aree interne, e la pioggia che è caduta nei mesi di settembre e di ottobre, diciamo, non è stata poi così scarsa, ecco, però ha incontrato terreni molto secchi che hanno assorbito praticamente tutta la pioggia caduta. Ecco, è necessario che i suoli si saturino dal punto di vista idrico per cominciare a rilasciare acqua nel reticolo idrografico che va ad alimentare gli invasi. Appunto, siamo in una fase che comunque, ecco, anche oggi potrebbe portare appunto piogge nelle aree interne. Diciamo che siamo in una fase, per fortuna, in cui le temperature non sono più quelle dei mesi scorsi, quindi l'evaporazione è inferiore, e le speranze sono che dopo questi eventi piovosi, anche se per adesso, ecco, poco produttivi dal punto di vista delle riserve idriche, comunque preparano il terreno all'impatto delle piogge successive, che troveranno terreni già umidi, quindi diciamo che dovrebbero rilasciare maggiori risorse nel reticolo idrografico. Quindi intanto la speranza è che oggi cadano quantitativi significativi nelle aree interne, ecco, in attesa di dare finalmente una svolta a questa crisi veramente molto grave. Allora, veniamo adesso al clima, perché lei prima faceva riferimento, in qualche modo accennato, che le temperature si sono abbassate, quindi abbiamo una minore evaporazione, diciamo, delle acque del mare, e questo consente, anche con l'arrivo di aria più fredda, che non si causino diciamo, temporali forti, magari causati da questo scontro di aria calda e aria fredda. Però adesso parliamo di quelle che sono le intenzioni di Donald Trump. Cioè, Donald Trump, anche in campagna elettorale, in maniera molto chiara, ha fatto capire che non rinnoverà con un provvedimento immediato, con ordine esecutivo, la partecipazione, diciamo, degli Stati Uniti a quelli che sono gli accordi di Parigi relativi ai cambiamenti climatici. Ci sono delle conseguenze, non è la prima volta che Trump fa una scelta di questo genere, aveva già fatta nel suo primo mandato, poi Biden con un provvedimento, diciamo, suo, con un ordine esecutivo, era rientrato in questi accordi. Però indubbiamente un paese come gli Stati Uniti, che si tirano fuori da un accordo così importante, può provocare certamente delle conseguenze. Sì, certamente siamo in attesa di capire, ecco, quali saranno le conseguenze concrete di questi annunci. Appunto, ci si attende che questa volta l'amministrazione degli Stati Uniti receda dagli impegni presi prima di quanto era accaduto nel primo mandato di Trump. Si tratta di capire poi che ripercussioni questo avrà sui singoli accordi, al di là dell'accordo di Parigi. Poi ci sono tanti singoli accordi in cui si declina la politica
della lotta ai cambiamenti climatici e non mi stupirei, ecco, che di fronte a questo annuncio, diciamo che chiaramente è anche teso a confermare delle dichiarazioni fatte in campagna elettorale, quindi non può essere facilmente smentito. Ecco, poi noi sappiamo che sui tavoli della diplomazia e degli accordi internazionali in realtà ci sono poi una serie di sottoimpegni, chiamiamoli così, dove si spera che il contributo degli Stati Uniti non venga a mancare. Ecco, non bisogna dimenticare che ci sono dei dati di realtà con cui comunque anche gli Stati Uniti si confrontano e questo, diciamo, può tornare comunque a vantaggio dei negoziati, nel senso che il problema dei cambiamenti climatici comunque è un problema globale che non riguarda tutti, al di là dei singoli interessi nazionali, perché l'interesse che la temperatura, che il riscaldamento globale non vada oltre certe soglie è un interesse comune. Basti pensare agli enormi danni per decine di miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno subito per i recenti uragani Helene e Milton. Quindi ecco, dobbiamo forse sperare che al di là delle dichiarazioni, ecco, un po' a beneficio delle tifoserie politiche, in realtà questo allentamento degli impegni sia meno grave di quanto non appaia adesso. Certo, c'è il grande pericolo di una crisi ulteriore, di una cooperazione multilaterale che ha resistito negli anni, che però ecco, adesso potrebbe subire un duro colpo su negoziati che già sono di per sé molto difficili. E uno di questi, insomma, accordi, uno di questi negoziati a cui faceva riferimento lei è certamente il meeting di questi giorni a Baku, siamo in Azerbaigian. Si andrà avanti sino al 22 di novembre, c'è stato anche l'appello del Papa perché, insomma, si faccia qualche cosa per il clima. La posizione evidentemente degli Stati Uniti, che non vedrà la partecipazione di Trump come presidente eletto, in qualche modo potrà condizionare anche questo tipo di, non dico accordi, ma le discussioni in atto in questo momento. Sì, certo, diciamo che questa COP che si terrà, che è partita ieri, che si tiene in Azerbaigian, questa volta ha degli obiettivi molto operativi. Ecco, la scorsa COP negli Emirati Arabi fece questo salto di qualità nel delineare una prospettiva che finalmente è diventata chiara della necessità di una transizione che prevedesse l'uscita dall'uso massiccio di combustibili fossili. Ecco, quella fu veramente una novità politica di grande rilievo, che ha dato un nuovo orizzonte alla lotta al cambiamento climatico, ha trovato finalmente concordi i paesi di tutto il mondo nella dichiarazione finale. Questa volta si discute invece dell'attuazione, ecco, soprattutto del finanziamento della copertura dei danni e delle perdite, il cosiddetto loss and damage, soprattutto nei paesi vulnerabili, ma anche il finanziamento della transizione ecologica. Ecco, si tratta di aspetti negoziali che hanno sempre incontrato notevoli difficoltà, tanto anche che i fondi precedenti che erano stati in qualche modo presi come impegno nelle COP precedenti non sempre sono stati rispettati dai paesi. In questo caso forse la mancanza degli Stati Uniti ad un accordo potrebbe essere particolarmente pesante per la forza finanziaria, per il peso finanziario che gli Stati Uniti hanno normalmente questi contributi, ecco, che vengono decisi. Il rischio è di un grande rallentamento dell'impegno globale. C'è una strada tracciata, ecco, nel senso che anche sul tema della transizione ecologica possiamo dire che
di fronte alla realtà, di fronte anche alle tecnologie più efficienti delle energie rinnovabili, il mondo difficilmente tornerà indietro, però il rischio è di un grosso rallentamento su un impegno che invece richiederebbe un'accelerazione. E poi noi ci aspettiamo in realtà da Trump anche un chiarimento su alcune contraddizioni, no? Che sono state evidenti. Ad esempio, tutti sono curiosi di capire come si evolverà questo sodalizio con Elon Musk, con il proprietario della Tesla, perché proprio la Tesla ha fatto le sue fortune sullo sviluppo delle tecnologie per la mobilità elettrica, no? La Tesla è tuttora leader mondiale nella produzione di auto elettriche, quindi si tratterà di capire ora come concilierà Trump l'alleanza con un soggetto industriale così potente con politiche che potrebbero invece ostacolare la mobilità elettrica. Avremo tempo nei prossimi mesi per capire quali saranno le scelte, chiaramente non solo dell'amministrazione Trump ma anche dello stesso presidente eletto degli Stati Uniti. Grazie al dottore Luigi Pasotti, che è il dirigente dell'unità operativa del servizio informatico agrometeorologico siciliano. Grazie dottore, buongiorno per il suo intervento, per il suo prezioso contributo. Adesso ci fermiamo appena pochi minuti e poi parleremo di come le ricette arriveranno a noi tutti quando abbiamo bisogno del medico. C'è una rivoluzione digitale da questo punto di vista prevista dalla nuova legge di bilancio, e ne parleremo con un ospite in studio. Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è l'ospite già in studio, è il dottore Claudio Di Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Farmacista, grazie dell'invito. Stamattina, grazie a lei per essere con noi. Stamattina proviamo a spiegare questa rivoluzione, che poi non è una vera e propria rivoluzione, perché in qualche modo già ci sono stati, anzi ci sono ancora attualmente queste possibilità di poter usufruire della ricetta inviata attraverso via telematica, chiamiamo così, in maniera digitale. Però adesso la manovra di bilancio del 2025 introduce altre novità. Andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare a chi ci sta seguendo da casa chiaramente che cosa succede. Cioè si va in continuità in qualche modo, no? È l'addio definitivo alla ricetta bianca? La domanda che le faccio io è... Alla ricetta rossa. La ricetta rossa, chiedo scusa? Sì, sicuramente i nostri ascoltatori si ricorderanno della ricetta rossa, che il medico di medicina generale prescriveva e può prescrivere tuttora per alcune particolari patologie, per alcuni particolari farmaci. Però alcuni anni fa già in Sicilia si iniziò una fase sperimentale dove questa ricetta da rossa si trasformò in dematerializzata, e quindi è quella che è la cosiddetta ricetta che noi abbiamo e vediamo oggi bianca, che attraverso dei codici la farmacia può leggere ed erogare il farmaco. Il Covid ha accelerato il processo e ha poi dato la possibilità anche al medico di trasferire la prescrizione dal formato cartaceo a quello digitale attraverso diversi sistemi, il WhatsApp, la mail, l'indicazione dei numeri che caratterizzano la prescrizione. Al termine dell'emergenza il governo voleva un attimo tornare indietro e rendere di nuovo obbligatorio il passaggio dal medico per prelevare la ricetta. Ci si è resi conto che insomma il sistema, il mondo è andato un po' avanti, quindi diventa strutturale questa possibilità, cioè il cittadino può naturalmente recarsi dal medico quando vuole per qualsiasi necessità, per qualsiasi richiesta, e prelevare la ricetta dematerializzata anche presso lo studio del medico. Però è assolutamente valida la possibilità, e rimarrà ormai stabile, la possibilità che il medico possa anche prescrivere e inviare il dato della ricetta con un metodo diverso,
dalla mail appunto al WhatsApp o anche semplicemente all'annotazione del numero di ricetta elettronica, e la farmacia può erogare il farmaco in questo modo. Allora, ci fermiamo un attimo così andiamo con ordine e Sì. cerchiamo di capire. Quindi le persone più avanti negli anni non hanno l'obbligo di avere accanto un computer, avere uno smartphone con un'applicazione particolare per poter ricevere No, non questo. esiste questo obbligo, anche perché il medico naturalmente è presente, gli studi medici rimangono come ci sono sempre stati, e quindi la possibilità anche fisicamente di acquisire la ricetta permane. Però diciamo in una condizione soprattutto legata alla cronicità, cioè quelle ricette che sono ripetitive, cioè che ogni 15 giorni, ogni mese devono essere prelevate per continuare delle terapie, ad oggi devono essere rinnovate. C'è in vista un altro avanzamento, c'è la possibilità poi di fare attraverso sempre dei sistemi informatici, rendere questa ripetibilità più facile, cioè senza dover necessariamente ripresentare la ricetta. Però ad oggi, stando così le cose, noi semplifichiamo questa possibilità. Naturalmente la preoccupazione un po' che c'è nei medici e nei farmacisti è che il sistema informatico regga, perché a volte purtroppo non per colpa delle strutture che ha la farmacia o il medico, ma per i server diciamo che sono a livello centrale, può capitare che ci siano delle interruzioni. Quindi in quel caso la preoccupazione è questa, e quindi ma c'è sempre, come diceva lei, la possibilità scappatoia, eventualmente sì, di andare dal medico sì, e recuperare questi dati. C'è sempre la possibilità che il medico possa prescrivere manualmente, anche se ovviamente sarebbe un rallentamento, e noi ci auguriamo, ecco, che il governo, oltre a fare la norma, dia anche una maggiore certezza sulla stabilità, e quindi investa anche sulla quelle infrastrutture che digitalizzazione servono per... in maniera più efficace. Dottore, io le faccio anche un'altra osservazione. Questa ricetta deve finire sempre al paziente, sì, non può andare direttamente in farmacia. Sì, questa è una cosa che dobbiamo dire, cioè è vietato il passaggio della ricetta dal medico alla farmacia per ovvi motivi legati anche semplicemente al fatto di dare al paziente la possibilità di scegliere dove recarsi e dove prelevare la ricetta per una sua comodità, per una sua esigenza di magari particolare, quindi è preferibile che il paziente, ecco, d'altra parte ci sono varie possibilità, non è difficile superarle. Ci sarà anche adesso la possibilità di prescrivere con ricetta dematerializzata non soltanto i farmaci prescrivibili dal sistema sanitario, ma anche quelli cosiddetti a pagamento. E quindi anche in questo caso c'è un'agevolazione, perché per questi farmaci che prima erano prescritti necessariamente su ricetta manuale, adesso possono essere prescritti con ricetta elettronica. Insomma, ci si muove verso un adeguamento verso la digitalizzazione, no? Sì. Anche di questo sistema. A proposito della ricetta, questa ricetta che viene inviata, lei diceva prima, basterebbe anche un semplice SMS, diciamo così, dove c'è il codice per poter avere, e poi si va in farmacia. Quindi tutte le farmacie poi possono identificare quel codice specifico, certo. Non c'è una farmacia dove io devo andare. Tutta Italia, cioè la ricetta vale per tutta l'Italia, e teniamo conto che a breve scomparirà proprio il cartaceo, cioè l'obiettivo è, vedremo poi se sarà confermato, è che avremo soltanto il numero, in modo tale che si eliminerà anche la necessità proprio di defustellare la scatola. Quindi il percorso ormai è iniziato ed è molto importante questo, perché serve anche allo Stato per avere i dati epidemiologici che consentono di capire qual è il consumo di farmaci, quali sono le patologie, e quindi intervenire anche in processi eventualmente di screening, in processi di prevenzione sanitaria, per capire quali sono le patologie che più colpiscono, diciamo, i nostri concittadini. Quindi noi abbiamo la possibilità di fornire dei dati esatti, e quindi questo secondo noi può aiutare molto anche la sanità nel suo complesso, anche nella gestione economica e strutturale
dei servizi che possono essere erogati. Insomma, ci dobbiamo abituare a un nuovo sistema, anche se in qualche modo già stiamo convivendo in parte. Consolidiamo. Ecco, consolidiamo la nuova frontiera, cioè il fatto che ormai si va verso sempre più la possibilità di avere sui nostri device, sui nostri computer a casa, e evitiamo anche la carta. Sì. Evitiamo che ci sia un consumo diciamo abnorme di carta. Grazie per essere stato con noi al dottore Claudio Di Stefano, farmacista. Ci ha spiegato un po' questa rivoluzione che dovrebbe essere introdotta, che sarà introdotta certamente, speriamo che vada in porto con la nuova legge di bilancio del 2025. Buon lavoro per il prezioso contributo che le farmacie danno. Non abbiamo parlato, ma le farmacie danno un contributo prezioso sul territorio. Lo hanno già fatto, continuano a farlo nel periodo del Covid, continuano a farlo anche in questo momento. Sì. 5 secondi, ricordiamo che è iniziata la campagna anche delle vaccinazioni antinfluenzale e Covid, quindi anche le farmacie contribuiscono su questo aspetto. Grazie ancora al dottore Claudio Di Stefano, ci fermiamo, noi torniamo fra pochissimo, parleremo ancora di sanità, di trasparenza e legalità nella sanità, tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso do il benvenuto agli ospiti che sono qui con me, all'avvocato Pina Morina, buongiorno. Buongiorno. Che è direttore del servizio legale dell'ASPA, ma stamattina come responsabile, diciamo, del servizio anticrimine, perché adesso scopriremo questo aspetto questa mattina a proposito della giornata della trasparenza dell'ASPA, e do anche il benvenuto al dottore Lorenzo Segato, che è l'amministratore delegato di REACT, che è un centro di ricerca diciamo della criminologia, studia la criminologia, i fenomeni criminali. Ma cosa c'entra? Buongiorno, cosa c'entra la criminalità con la sanità? C'entra, vedremo come, cercheremo di spiegare perché c'entra chiaramente. Partirei proprio dall'avvocato Pina Morina. Diciamo che ormai è sempre più diffuso questo, insomma, la criminalità si annida ovunque. Con l'arrivo dei fondi del PNRR, chiaramente chi ha in mente di delinquere sappiamo bene che studia come fare, studia tutti i modi per. Allora voi come ASP di Catania avete attivato delle contromisure. Sì, noi ovviamente insomma come ASP Catania e come tutte le aziende che si rispettino abbiamo posto in essere un percorso che ovviamente sulla scorta delle linee guida ANAC, che su questo chiaramente è il nostro faro, per monitorare i processi che via via sono sempre più farraginosi proprio in esito ai finanziamenti del PNRR, che come giustamente lei ha accennato farebbero in teoria gola a molti, e quindi con un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e con i nostri percorsi diciamo di certificazione e con i puntuali contatti con i referenti aziendali anticorruzione cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio per assicurare che nulla accada sotto questo profilo a casa nostra. Ecco. E da questo punto di vista certamente viene anche in soccorso REACT, che è questo centro di ricerca dei fenomeni che sono criminali purtroppo su tutto il territorio nazionale. Cosa fate voi? Il vostro faro come si accende? C'è un sistema per evidentemente identificare che c'è un allarme? Sì, il PNRR è un po' la tempesta perfetta, tanti soldi da spendere in poco tempo e anche una grande opportunità, perché ci permette di rinnovare quella che è la pubblica amministrazione. Il nostro compito ovviamente è quello di aiutare le aziende sanitarie a identificare i rischi e a proteggerli con delle contromisure.
Dove sono i campanelli d'allarme? Ci sono quando c'è bisogno di fare grossi investimenti, c'è poco tempo, le aziende sul mercato sono poche, a volte compaiono degli attori che prima non erano presenti e l'importante, la sfida qual è? Aiutare il personale, soprattutto il personale sanitario, che è quello che poi eroga le cure, a riconoscere questi segnali di allarme e a farsi aiutare dalle strutture preposte a difendersi. La trasparenza, che è poi l'oggetto delle giornate che abbiamo fatto, è uno degli strumenti. Permettere a chi viene da fuori di approfondire, di capire come si stanno spendendo questi soldi e per fare in modo che le cose particolari, le cose strane vengano identificate rapidamente. Una cosa importante nella sfida che c'è nel PNRR è la tecnologia. Il fatto che le informazioni non viaggiano più su fogli di carta, prima si parlava di ricette mediche, dematerializzate. Le aziende sanitarie sono strutture grandi, complesse, a volte si fa fatica a individuare dove ci sono i problemi. Chiaramente la tecnologia ci deve aiutare a far girare le informazioni e a portare alla luce quello che può essere meno chiaro o meno trasparente. Dal PNRR arrivano fondi importanti perché si può migliorare il servizio ai cittadini. Quindi è una occasione, diciamo, irripetibile. Irripetibile, direi, sì. Appunto, noi insomma abbiamo da realizzare quelli che sono gli obiettivi del DM77 che ha individuato e circoscritto una nuova forma di sanità sul territorio, perché intanto vorrei ricordare che noi siamo ASP, significa Azienda Sanitaria Provinciale, quindi è un'azienda territoriale che è diversa dalle aziende ospedaliere, quindi dal Garibaldi dal Policlinico, dal Cannizzaro, perché è tutto il territorio che è cosa nostra, è di nostra competenza e quindi è compito nostro portare la sanità ai cittadini laddove i cittadini non possano facilmente arrivare alla sanità. Sono state previste infatti le varie articolazioni dei nuovi distretti che partono dalle COT, che sono le centrali territoriali che fanno da collettore per capire di cosa il cittadino ha bisogno e quindi di quali medici deve servirsi. Poi avremo gli ospedali di comunità e le case di comunità. Le case di comunità saranno delle strutture nelle quali di fatto si erogheranno dei servizi essenziali, continuità assistenziale, prelievi. Io la interrompo per cercare di capire da un punto di vista temporale quando i cittadini potranno avvertire queste novità. Siamo già a buon punto, i tempi con esattezza non posso fornirli, però diciamo che l'azienda sta veramente impegnando le sue risorse umane, tecnologiche e finanziarie per arrivare al miglior risultato possibile, che è quello appunto di evitare ospedalizzazioni che non servono, evitare intasamenti ai pronto soccorsi, insomma dare un servizio anche al cittadino che non può usufruire di sostegno familiare. Questo è importante. Allora, speriamo che tutto questo si concretizzi molto presto. Torno di nuovo dal dottore Segato perché è indubbio, diceva prima, che quando ci sono troppi soldi poi ci sono tanti rischi, ma tante attenzioni anche, no? Le attenzioni intervengono subito perché fanno gola. La vostra è un'attività attenta che si sviluppa su tutto il territorio nazionale. Ci sono in questo momento delle vostre attività che riguardano nello specifico, che ne so, un progetto di cui possiamo magari parlare? State attenzionando qualcosa oppure fino a questo momento non avete riscontrato grossi problemi?
Allora, ci sono alcune situazioni, ovviamente non tutte possono essere certamente, portate... no, io in generale sto dicendo non però una, diciamo un caso che in generale una delle complessità che abbiamo visto è il ruolo dei professionisti che vengono incaricati per la direzione dei lavori piuttosto che per i collaudi. Perché alla fine la sanità utilizza anche grandi apparecchiature, strumentazioni che sono sviluppate e il cui acquisto è centralizzato. Quindi l'azienda sanitaria per acquistare si può appoggiare a quella che è la pubblica amministrazione nazionale, che ha un suo percorso di verifica. Le grandi apparecchiature però devono funzionare per il cittadino, devono essere installate, devono funzionare in degli ambienti e qui abbiamo imprese che fanno lavori, abbiamo elettricisti e collaudatori. Chiaramente dov'è il punto, la chiave di volta? Avere una direzione attenta e sensibile su questo che porti a dei processi di selezione del personale collaboratore, ecco, non il personale interno che ovviamente è molto motivato, ma a selezionare le migliori persone. La difficoltà un po' legata al PNRR qual è? Che tutti i progetti in Italia scadono contemporaneamente, quindi i migliori professionisti vengono accaparrati, diciamo, da chi è più veloce. Ecco, chi prima arriva meglio alloggia. Il rischio quindi è non essere tempestivi e doversi, fra virgolette, accontentare magari non del più bravo, ma del secondo in graduatoria, o magari di qualcuno che è più giù. Allora, speriamo che l'ASP di Catania si sia attivata per tempo per, diciamo, avere a disposizione tutti questi professionisti. Alla fine abbiamo detto che ci sono vantaggi per gli utenti, per chi ha bisogno, diciamo, delle cure. E l'innovazione tecnologica da questo punto di vista è importante perché magari permette ad una persona che non si può muovere da casa di avere un supporto come la telemedicina. Assolutamente sì, sono tutti strumenti, la telemedicina sarà lo strumento di cui si avvarranno per esempio le case di comunità, perché chiaramente tutti questi servizi che verranno erogati agli utenti, pazienti, non sempre possono essere erogati con le forze, diciamo, presenti in azienda, ma la telemedicina ci verrà in aiuto, è un grosso strumento anche questo. Allora, potremmo parlare a lungo, questo è un tema vastissimo, però noi abbiamo un tempo limitato in realtà per la nostra trasmissione, però certamente da approfondire, da proseguire, da sviscerare anche su tanti altri particolari che chiaramente interessano i nostri telespettatori. Che aspettano risposte dal territorio, dalla sanità. Soprattutto le risposte sono importanti. Lo so, però è veramente complicato lavorare in un'azienda territoriale così vasta. Grazie allora all'avvocato Pina Morina, che è il direttore del servizio legale dell'ASP, ma stamattina era responsabile, in veste di responsabile proprio dell'anticorruzione, perché questo è il tema del momento, visto che è la giornata della trasparenza che celebra l'ASP. Grazie invece al dottore Lorenzo Segato che ci ha spiegato in qualche modo come intervengono loro di REACT, che è questo centro di ricerca sulla criminalità, quando ci sono grossi appalti, mettiamola così, no? Quando ci sono tanti soldi, e PNRR abbiamo detto ne porta tanti soldi, speriamo che vengano spesi davvero bene, che ci possano restituire davvero un ammodernamto così come della sanità, ma in tutto quello che si sta cercando di fare in Italia. Un'occasione irripetibile, sottolineiamo questo aggettivo. Ci fermiamo, ci dobbiamo fermare, sono le pillole di Almanacco, dopo cambieremo tema, qualcosa di più frivolo, scruteremo le stelle in questa giornata di allerta rossa da un punto di vista meteo. A fra pochissimo. Il 12 novembre si celebra la giornata mondiale contro la polmonite. In regioni come quelle dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, la polmonite rappresenta una delle principali cause di mortalità infantile e l'inquinamento ambientale emerge come fattore critico nell'incremento dei rischi. L'insorgenza della malattia può essere prevenuta trattando appropriatamente eventuali altri problemi di salute come le cardiopatie e il diabete e con la vaccinazione anti-influenzale estesa alla maggior parte della popolazione. Ma sapete
Sapete che i bambini sviluppano le proprie impronte digitali prima di nascere? Le linee delle dita si formano già intorno alla 10ª settimana di gravidanza e rimangono uniche per ogni individuo per tutta la vita. Questo significa che ogni bambino ha le proprie impronte digitali ancora prima di venire al mondo. È il momento di guardare le stelle, come anticipavo prima. Andiamo da Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, dalla tazzina intuisco che anche oggi parliamo di musica. Esattamente, il mio, forse nostro argomento preferito. Allora, oggi vi parlo di due meravigliose signore della musica che hanno conseguito tra l'altro dei riconoscimenti assolutamente encomiabili. Ebbene, parliamo di Taylor Swift, che per il 3° anno consecutivo si conferma la regina degli MTV EMAs, e quindi la cara Taylor ha di nuovo conquistato il podio, 3° anno consecutivo, attenzione, sicuramente una grandissima soddisfazione per la cantante Sagittario. Ma noi abbiamo la nostra leonessa italica che assolutamente ha trionfato, perché Annalisa ha portato a casa un premio altrettanto importante, tra l'altro doppio, perché praticamente è stata prima vincitrice dell'MTV Los 40, per cui nella edizione spagnola di Quando ha trionfato ed è prima in tutte le classifiche, e quindi agli EMAs è stata premiata come la più brava, come il fenomeno dell'anno 2024. Quindi brava la nostra Annalisa, che la brava leonessa porta in alto la bandiera della musica italiana. Ebbene, Leone e Sagittario sono due segni di fuoco, due donne di fuoco. Il fuoco è associato alla creazione, un po' come la forgia del nostro Etna, in cui il dio Vulcano forgiava le saggitte, quindi le folgori, che Giove poi lanciava sugli empi, su chi peccava di hubris. Il fuoco è creatore, è trasformatore, in sé porta un'energia vitale assolutamente fortissima, e le signore della canzone hanno assolutamente dimostrato quanto questa energia può essere efficace. Ecco, Leone, Annalisa, Sagittario, la Swift, per citare l'ultimo segno zodiacale di fuoco che manca, è Mina e Ariete. Quindi pensate alla potenza delle donne di fuoco quando ci mettono l'ugola. Ebbene, la giornata zodiacale oggi è una giornata un po' particolare, proprio perché il Sole e Urano non vanno molto d'accordo, quindi l'imprevisto è dietro l'angolo. Ma oggi sarà la Luna con Saturno a essere razionale e convincere tutto lo zodiaco a essere molto più razionale. Luna in Ariete che fa ripartire tutto, e Mercurio e Saturno che predispongono razionalmente ai ripari. Quindi i figli di Mercurio, Gemelli e Vergine, saranno assolutamente pronti a scattare in avanti per qualsiasi evenienza. Acquario e Capricorno sono quelli che preferiscono rimanere nel loro ambito oggi e non troppo declinarsi rispetto alle aspettative del momento. I segni di fuoco, Leone, Sagittario e Ariete, hanno in sé un'energia un po' confusa. L'Ariete non sa da che parte cominciare per un nuovo incarico che gli è stato dato, ma non gli mancherà l'energia per farlo. Il Leone non si accontenta ancora e deve risistemare qualcosa sul lavoro. Il Sagittario si stanno sciogliendo alcuni nodi importanti, quindi forza. Gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci sono assolutamente più emotivi da questo punto di vista e hanno preso delle posizioni importanti. Il Cancro in amore dove è più giocoso, lo Scorpione invece lascia andare qualcosa che non gli serve più, mentre invece i Pesci sono per adesso un territorio zodiacale tra cui gli aspetti di Saturno e Nettuno giocano un ruolo essenziale. E tanto per cambiare, è un po' tutto sulle vostre spalle, cari Pesci, ma voi sapete sopportare tutto e tutti. E detto questo, auguro a tutti una buonissima mattinata e un buongiorno Sicilia.
Grazie Marco, come sempre, per le tue preziose indicazioni, per i tuoi consigli. Emanuela, ci azzecca sempre. Ci azzecca sempre. Un minuto, che cosa ci dici in un minuto? Ti parlo del divorzio dell'anno, caro Angelo. È finita l'amore, è finita la liaison, è finito anche questa società per azioni, possiamo dire, Fedez-Ferragni. Siamo sulla pagina del Corriere, la separazione, lui non verserà il mantenimento. C'è l'accordo, prevale la linea del rapper, pagherà le spese mediche e le scuole dei figli. E poi, per quanto riguarda le foto dei bambini, sai che loro hanno fatto della loro vita proprio uno spettacolo, i genitori dovranno chiedersi il consenso a vicenda. E ti faccio vedere anche velocemente da Repubblica, sempre per quanto riguarda la separazione, quello che è capitato ultimamente ai due, Pandori, Pestaggi, bibite da stadio, quel che resta appunto di un impero. Il business, il fatturato annuo complessivo di Phoenix e TBS Crew, queste sono le società della Ferragni, vale 30 milioni. 50 milioni la somma dei patrimoni della ormai ex coppia. I guai intanto dell'influencer, il caso del Pandoro, il famoso Pandoro Gate, poi la fuga dei marchi, tanti sponsor hanno abbandonato la Ferragni dopo questa finta beneficenza appunto che le è stata imputata, e poi addio a Fenice a ottobre, a fine ottobre Ferragni lascia la posizione di AD, al suo posto c'è Calabi, mentre le grane del rapper sono intanto l'aggressione al personal trainer Christian Iovino, poi c'è stato il problema del podcast Muschio Selvaggio che per decisione del tribunale è rimasto a lui Sal, e infine velocemente Fedez entra in contatto con gli ultra milanisti per la vendita della sua bibita Bohem, ed è finito anche lui un po' in quella vicenda delle famose pressioni degli ultra sui club Milan e Inter. Grazie Emanuela, l'appuntamento con Buongiorno Sicilia e a domani mattina, e chiaramente auguro a tutti una buona giornata.